Segretario, la troviamo qui in prefettura, come mai? Sono venuto a cercare di capire come mai la prefettura non risponde al grido di aiuto da parte dei netturbini dei cantieri di Favara in particolare, dove dopo 3 giorni di sciopero non si capisce come uscirne. Abbiamo chiesto alla prefettura un tavolo di concertazione con le imprese, con il sindaco, per provare a capire come uscirne. Non ho un'interlocuzione alla prefettura, ho provato a telefonare e non c'è nessuno, ho provato a chiedere un appuntamento e non c'è nessuno. Siamo seriamente preoccupati perché è saltato quella mediazione che la prefettura in questi anni ha fatto, aiutandoci a trovare le soluzioni tra la pubblica amministrazione, le imprese e i lavoratori. Segretario Buscemi, brevemente, per chi magari non è di Favara, qual è il problema su cui state chiedendo l'incontro? A Favara da 2 mesi i lavoratori sono senza stipendio. Hanno sacrificato un pezzo della loro busta paga per fare nei termini di legge giornate di sciopero, ma tutto ciò non sembra sortire nessun effetto nei confronti di chi ha responsabilità. E allora abbiamo chiesto alla prefettura di farsi interprete di questo disagio dei lavoratori, dei cittadini di Favara, laddove pagano tasse esose e il servizio è sempre a singhiozzo e sospeso per gli scioperi. È una situazione intollerabile. La responsabilità è del comune o del raggruppamento delle imprese? Guardi, noi facciamo i sindacalisti, non facciamo indagini di responsabilità. Noi abbiamo l'esigenza che i lavoratori ricevano il loro stipendio in termini puntuali, come dice la legge. Dopodiché le imprese dicono che non hanno ricevuto i soldi dai comuni, i comuni dicono di non avere i soldi, a me non interessa. I lavoratori lavorano, danno un servizio alla collettività e devono essere pagati, non possiamo aggiungere disagi ai disagi.